Assessore, quali iniziative la Giunta intende adottare per dare una risposta ai sindaci ribelli? Questi non sono sindaci ribelli, sono sindaci che hanno deciso di fare il bene del proprio territorio e in particolare in questa occasione hanno deciso di non aderire alle unioni territoriali imposte dalla Giunta Serracchiani con la legge 26. Quindi io non tenderei a chiamarli ribelli, sono sindaci che liberamente hanno scelto per il bene del proprio territorio, nonostante il fatto che questa libera scelta sia stata avversata in ogni modo dalla precedente amministrazione regionale con tutta una serie di penalizzazioni, obblighi e clausole capestro che sostanzialmente hanno penalizzato non tanto i sindaci, perché di questo poco mi importa, ma i cittadini che in quei territori risiedono, quindi oltre 300.000 abitanti del Friuli Venezia Giulia. Quindi è evidente che ci sono delle storture nella legge, delle storture che stiamo cercando di eliminare, che elimineremo già nei prossimi mesi, prima poi di concludere tutto il percorso di riforma con una vera e propria riforma di ordinamento degli enti locali che dovrà portare a una ricostituzione di un ente di area vasta, perché l'UTI evidentemente non è neanche un ente di area vasta, che abbia determinate caratteristiche, quindi che risponda alle identità dei territori e che sia un ente elettivo. Quindi niente commissariamento? No, niente commissariamento. Se prima c'è chi ha agito di imperio, forzando la mano, facendola pagare a chi non voleva appunto liberamente aderire alle UTI, noi non vogliamo essere esattamente come quelli che c'erano prima e che sono stati puniti dagli elettori. Quindi non si forza la mano, non si commissaria nulla, si danno uguali condizioni a tutti e poi se uno ritiene di stare dentro l'UTI ci starà, se uno pensa di uscirne perché non lo ritiene conveniente uscirà dall'UTI. Ecco, i fondi che verranno utilizzati per fare questa riforma. La riforma degli enti locali non ha fondi a disposizione, la legge 26 non prevede stanziamento di somme. Ci sono tutta una serie di norme collegate, di finanziamenti collegati che hanno penalizzato in questi anni i comuni. Penso al programma sicurezza del 2018 che faceva delle distinzioni tra comuni dentro e fuori, dando meno a chi stava fuori, ma riequilibreremo dando la differenza ai comuni che non erano entrati. Penso ai piani per lo sviluppo che hanno distribuito risorse ingenti sul territorio, escludendo totalmente i comuni fuori UTI, ma anche in questo caso l'obiettivo è quello già in assestamento di reperire le risorse per tendere al riequilibrio sulla finanza dei vari comuni. Quindi, insomma, agiremo non togliendo più a nessuno, perché non è questo il nostro obiettivo, ma dando a chi aveva avuto meno prima. Le emergenze a cui farete fronte per quello? Prima di tutto bisogna dare la possibilità per norma di uscire in qualsiasi momento senza dover arrivare ai tribunali come è accaduto fino adesso. Quindi sicuramente la facoltà di uscire, il reperimento delle risorse per chi è rimasto fuori, come dicevo, il fatto di gestire tutta la parte sul sociale non più tramite UTI, quindi escludendo di fatto i sindaci fuori dalle unioni, ma tramite i vecchi ambiti socio-assistenziali che davano potere decisionale ai sindaci tramite l'assemblea dei sindaci.